Prova? Buonasera a tutti, visiti voi, tenova de oie, die 11 del su mese de triula da tua mizza e 26. Bene, colamus a sa videata normale, colamus, ecco che siamo da inocche e diamo delle più conte si presenta sa die. La die si presenta bella limpia e zucchero totalmente libero, vinasino est un biaitino lampanne e comunque sia este che nessuna nuga è perfettamente libero, ecco qua. Andiamo a vedere il sottovallo, a quest'ora non presenta qualche nuga, però non si benedete. Presenta nughedda gai vino a salvatolo e poi che lo libero per tutto il dia, 32 gradi temperatura massima. Crasa domenica, muschello libero vino a sauna, poi verso la 2 si presenta qualche nughedda e si torna a presentare verso a 6, ma poca roba, 31 gradi. Ed sì, come scritto, è stato un documentario, cioè filmato documentario su per le colonie penali, che sarà aperto, le isole, Isarena, le Mamone, uno bello filmato, devo narrare, che conta un po' cosa vita adesso carcerato, insomma, adesso galiotto, o che lavorano, che nel caso, mantenere vecchie, vacca e così via, insomma, un po' è tutto. Però, cose che non tornano, il prodotto, per esempio, non può essere commercializzato, ma può essere dato solo a salguardia, non ne consumano manco solo galiottos, insomma, è stata una problematica. Poi vabbè, risposta alla problematica pure dessa le Sasinara, in un, come non binnata del carcerato, però questo è il problema appunto dei animali, fatto vedere la scrappa che ogni tanto è un pacco, è stato tutto l'aspio, poi fatto che la scrappa la piccata là e Sasinara sono stata trasportata a Isili in un bel appar del suo regista, insomma, si sono suicidata da che non si sono ambientata. Però bel denaro scusto che la scrappa in Sasinara hanno fatto sul deserto totale, praticamente non vi creschia pure una calesia piantina di calesia cosa, insomma, che appena sia savroeda sa crappa che lo mannicaiate, quindi veramente una presenza devastante, insomma, questo livello di crappa non potete essere lasciato in Sasinara. La mattina scorsa posso essere buono, insomma, in un'isola gaica si cresce una popolazione animale o qualunque tipo cresce vuol dire un certo tanto, è chiaro che tocca di applicare provvedimenti a caso non ho anche nel deserto, gli alleschiti che è un'isola, una di chi si impoveriti poi non viene bene pure a firmare l'impoverimento e quindi hanno fatto bene la scrappa da che la spiccare non fi possibile a bella lasciare. Comunque una bella cosa, con il regista, Birbata Petovina già chi dimanda e commento vino a sesora anche te a tarda, insomma cavolo finito verso la giornata che quarto una cosa di succede. Intanto è arrivato un altro evento, adesso cara io non ne schiappo nulla, non è stato un atto nulla, ma come le sappi scritta, sa poi sportiva Bittese, vabbè, che renare schino è importante che lo comunica la BCTV, ne abbiamo usato, pazienza, insomma, però io devo che bitti su un torneo del padel e del calcetto tutto in una notte, il 10 luglio 2026, l'ha scritto ieri sera
in sa proiezione del suo film documentario in Piazza da Pitalisi, ma questo Manzano poi a Podimannata e nie tutto a Podimannata non le schia quasi nessuno che vede questo evento. È importante che in premio di 2.000 euro, 700, 300, quota di iscrizione 250 euro e chi è ne schiata, io francamente non ne schiapo, ma questo Manzano pure di mannanne i sottili non ne schiata nessuno. Vabbè, ecco fino a pagina del Sabitese, solo mi piace, in belle che paccole, insomma, non arriveranno a sospudere che dè una mano. Vabbè, il tempo scaglionale, a chi te gai, io penso che commenti non solo le schire, io ho ben tapito tanto che non sono venuto dalle schire, vabbè, a chi te gai. Andiamo sull'appuntamento, invece di chi lo scomunica sull'appuntamento, il suono nascosto, battore di chi le triola, la 2026, ore 21, a San 9, in romanzesu, questo a che parte di una rassegna all'identità in movimento, archeologia, benessere, storia nel cuore del Parco di Tepilora, rassegna di eventi con la concessione del contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora al progetto musicale Nicola Agus. Il suono nascosto nasce da una ricerca sonora dedicata agli elementi naturali. In questa occasione l'elemento centrale sarà l'acqua, vissuta dalle civiltà più antiche come fonte di vita, mezzo di purificazione e simbolo di sacralità. Attraverso la musica l'acqua diventerà un vero e proprio strumento sonoro, capace di accompagnare il pubblico in una dimensione nuova, fatta di fluidità, vibrazioni e suggestioni profonde. Nel luogo sacro di Romanzesu, dove l'acqua era venerata e assumeva un ruolo fondamentale nei rituali antichi, il progetto intende restituire nuova vita a questo elemento, trasformandolo in un'esperienza musicale e spirituale, un viaggio sonoro nella sacralità dell'acqua. Appuntamento quindi su Batturiche in Romanzesu a San 9. Attera comunicazione, ste cursa i santuari nuragici, incontro archeologico della Sardegna centro-orientale tra religione, economia e società, con Giovanna Fundoni e Matteo Pischeda, ricercatori all'Università di Sassari. Un approfondimento sui grandi santuari della Sardegna centro-orientale tra culto, economia e vita comunitaria. Questo è sabato 8 de Triola 2026, ore 20:30, Romanzesu, ingresso gratuito. Atter appuntamento este cussu de oggi, però non che lo so idenne, lo cercamos, eccolo qua, no, non è scusto, un attimo, no, un attimo, che lo cercamos, eccolo qua. Un canto di una vita, autobiografia di Daniele Corsello, tenore Emanuele Lucco di Bitti, a cura di Sebastiano Piloso, sabato 11 luglio, cioè oggi alle ore 19:06 presso la Finanza Vezza, via La Marmora 30. Interverranno Daniele Corsello, Bastiano Piloso, Piero Pala. Piero Pala è cantore e tenore, e spirito del tenore. Torniamo a videata nostra, eccola qua, e andiamo subito a entrare in rassegna stampa, che però sono fa come mi pare ti scombussolata. Eccola qua, no, sta a posto. Sant'Adi ucciso con una fucilata, la lite, le urla, lo sparo, la vittima Daniele Cacciarro aveva 35 anni. Vieni fuori, vai via o ti ammazzo, è successo. Daniele Cacciarro, 35 anni di Portoscuso, è morto così ieri mattina davanti ad una casa in una piccola frazione di Sant'Adi, ucciso con un colpo di fucile. In manette con l'accusa di omicidio è finito il 61enne Graziano Porcu, l'arma del delitto non è stata trovata. Sullo sfondo brutte storie di droga. Gusperi per un incendio, tragedia sfiorata in volo. Tragedia sfiorata sui cieli di Gusperi durante le operazioni
di spegnimento di un incendio, un Canadair ha agganciato il cavo d'acciaio della benna di un elicottero, un Super Puma. Il cavo ha danneggiato l'ala destra dell'aereo, ma il velivolo, così come l'elicottero, sono stati governati dai due piloti che hanno dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza. Non ci sono stati feriti. Bacchettata sugli aeroporti, Corte dei Conti, fusione, i giudici rinnovano i dubbi. Un'operazione ancora poco chiara che si porta dietro un parere negativo che include che induce ad una certa titubanza, con tutti i dubbi sull'utilità, così la procuratrice regionale della Corte dei Conti Valeria Mozzo, sulla privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari e la fusione tra i tre scali sotto il governo della F2I. Parole pronunciate davanti alla Presidente della Regione Alessandra Tolli, che però ordine preciso andare dainanti l'incidente, un'altra giovane vita spezzata, Nuoro muore a 17 anni, un'altra vita spezzata nell'estate di Nuoro, Graziano Marciali, di 17 anni, ha perso il controllo della sua moto 125 uscita di strada in via Ballero, davanti al cimitero. Per lo studente i soccorsi sono stati inutili, il dolore di tutta la comunità nuorese. Andiamo da innanzi, parliamo della Nuova Sardegna, energia, nodo per l'isola. Intervista ad Orsini, la Sardegna deve puntare sulle rinnovabili, ma si realizzi un unico Maxi 100 in un'area industriale degradata. Il presidente della Confindustria Nazionale, Emanuele Orsini, in visita nell'isola, spiega la sua ricetta per far crescere l'isola. Al centro dell'intervista alla Nuova c'è l'attenzione per le energie rinnovabili. Per il presidente di Confindustria devono nascere in pochi punti zone industriali già compromesse, poi un affondo sulla necessità di neutralizzare l'ETS penalizza l'isola. L'ETS è la tassa sul trasporto che consuma, che produce il CO2. Schianto all'alba con la moto muore 17enne. Sant'Adi, un 35enne ucciso con una fucilata. Alessandro, signore delle onde, con l'isola sempre nel cuore. E stu un chiacchiere serve. L'intervista del sabato su modello documentarista. Alessandro Piu, cagliaritano, classe 1989, non è un cineasta, anche se la sua vita sembra uscita da un film. Campione di surf, giramondo, modello Armani, autore di documentari pluripremiati, promotore turistico alternativo di una Sardegna invernale che ora fatica a farsi un nome sulla piazza. Andiamo da innanzi, vediamo il Science Time Telescope, l'UVULA, tecnologie innovative per l'ET. A Sosenatos il laboratorio Sunlab. In partenza il progetto MITI finanziato dal Ministero con 15 milioni di euro. Vediamo di questo progetto MITI. L'URA per la Sardegna è un nuovo passo avanti nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha finanziato con circa 15 milioni di euro il progetto MITI, Multi-Messenger Infrastructures and Technology in Italy, destinato a sviluppare le tecnologie necessarie per il futuro Einstein Telescope e a rafforzare la rete italiana dei laboratori di ricerca. Coordinato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il progetto partirà il 1 agosto e raccoglie il testimone di ETIC, il precedente programma finanziato dal PNRR che negli ultimi anni ha contribuito a studiare e valorizzare il sito dell'ex miniera di Sosenatos, sito che è candidato ad ospitare il Grande Osservatorio Europeo delle Onde Gravitazionali. L'obiettivo non è soltanto scientifico,
MITI punta infatti a coinvolgere direttamente le imprese nello sviluppo di tecnologie innovative e prototipi, favorendo il trasferimento delle competenze dai laboratori al sistema produttivo. Dicemos. Einstein Telescope dal Moore 15 milioni per la ricerca su tecnologie innovative, più o meno rimaniamo sul stesso argomento, sviluppare nuove tecnologie abilitanti e potenziare una rete di laboratori di ricerca per l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio di onde gravitazionali che la Sardegna si è candidata ad ospitare nell'ex miniera di Sosenato. Sono questi gli obiettivi principali del progetto MITI che abbiamo già letto sui giornali in occasione di sua unione satelliti Nuova Sardegna. Bonus bebè, un freno per le donne. Dati in chiaroscuro per la misura regionale introdotta nei comuni sotto i 3.000 abitanti. Nascite a più 21%, ma nell'isola troppe madri hanno perso il lavoro, hanno rinunciato al lavoro. Missione compiuta. A metà il bonus bebè Sardegna, misura sulla regione voluta misura tutta regionale voluta nel 2022 dalla Giunta Solinas, ha fatto il miracolo di spingere le nascite a più 21%, ma ha anche rivelato la fragilità del welfare isolano, perché dove sono arrivati ulteriori figli le donne hanno rinunciato al lavoro. Metodo e contesto. Dunque la Sardegna, e questa è la parte buona della notizia, ha scoperto il proprio nuovo potenziale demografico. Quando la parte pubblica sostiene la natalità, la risposta arriva. Gli effetti dell'assegno regionale applicato nei comuni sino a 3.000 abitanti sono stati misurati dal 25° rapporto INPS, da cui è emerso un caso sardo sulla progressione delle nascite, specie se si considera lo svantaggio di partenza. La nostra isola è una delle regioni europee dove nascono meno bambini, ultima nella classifica nazionale, con un tasso di fecondità 0,86 figli per donna, contro l'1,51 della provincia di Bolzano, prima in Italia. Più 21% non è certo bastato a risollevare le sorti su scala regionale per ovvie ragioni di incidenza demografica, ma è il segno che la scelta di mettere su famiglia o rinunciarci passa prima di tutto dal portafoglio. Non solo, sempre nei comuni dei bonus è cresciuta del 34% la possibilità di un secondo figlio. E vabbè, insomma, sottolinea qualche cosa pure l'ha fatta, insomma, a quanto pare. Corte dei Conti, bilancio promosso, ma dubbi sulla sanità e aeroporti. La presentazione delle nostre azioni solo nell'interesse dei sardi. E sta bene cane sardo. Viene a Carchisardo, tipo da Pascale, che vuole comprare l'aeroporto, che lo vuole bene, può comprare insieme a te. È sardo. La Corte dei Conti ha approvato la parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. La cerimonia annuale si è conclusa dopo 2 ore di approfondite relazioni con la Camera di Consiglio, dalla quale la Corte è uscita dichiarando regolare il rendiconto 2025, che a settembre andrà in Consiglio per la manovra di assestamento. Il bilancio regionale 2025 viene certificato con un attivo di oltre 510 milioni, è sempre dominato dalla spesa in sanità che copre oltre il 5 dei 3 miliardi. Oltre 5,3 miliardi. Nei vari interventi dei giudici contabili sono stati rimarcati gli ampi miglioramenti negli indici di utilizzo delle entrate, la progressiva
acquisizione di liquidità, il rafforzamento della spesa sanitaria, il miglioramento della capacità di utilizzo delle risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa e il rafforzamento dei tempi di monitoraggio sulle prestazioni. Però, questa cosa su adesso acquisizione adesso privatizzazione adesso aeroporto del Cagliari. La buona salute comincia dal cibo, alleanza tra Coldiretti e ospedali. 4 presidi sanitari dell'isola hanno ospitato a Campagna Amica. Pisdaz, Moro frena Solinas. Sul congresso la richiesta non può essere accolta. Il presidente prima bisogna verificare la regolarità dei verbali delle sezioni, però no, tutta questa polemica che il congresso resta su 2026 sono serata di riferimento sono su 2025 e se non ha che nel riferimento a sosta serata del su 2026 il congresso tocca di svaccare su 2027 insomma barreione da un'ala e da l'altra. Rogo a Guspini, tragedia sfiorata, Canadair trancia la benna del Puma. Per benna si intende la benna su cavo che collega su quale chi usa su elicottero può gettare esame. L'ala dell'aereo ha colpito a gran velocità il cavo da 30 metri dell'elicottero. Torna la fornace africana con 40 gradi, la Sardegna pronta al caldo estremo. L'anticiclone subtropicale la renderà una delle zone più roventi d'Europa. La fusione degli aeroporti, aspetti poco chiari, parificato il bilancio 2025, ma resta l'allarme sulla sanità e sulla spesa per l'istruzione. I dubbi della Corte dei Conti sulla operazione e sulla partecipazione della Regione appunto a questa privatizzazione dei aeroporti. Intanto battono ricorso a Mattarella in merito privatizzazione illegittima, adesso è un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari. Il tassello che manca per consegnare il controllo degli scali sardi al fondo F2I Liganzia, già azionista a Olbia e Alghero. Un disegno che la Regione ha deciso di sostenere con l'acquisto di 9,25% di quote della nuova holding della gestione unica. Ci sono 7 film in calce al cosiddetto rimedio giudiziale affidato agli avvocati Puusa, Andrea e Paolo e che permette di impugnare atti amministrativi con il carattere della definitività. Così hanno deciso di fare l'ex sindaco di Villafurto Fernando Luigi Colodeso, la candidata alle regionali 2024 Lucia Chessa, l'ex comandante del Corpo Forestale della Sardegna Giuseppe Mariano Di Logo, Roberto Lodo, direttore del Manifesto Sardo, Mauro Lafalce, socio della scuola politica Francesco Cocco, fondata da Codoneso, e di cui Mauro Tuzzolino, alto confermatario e rappresentante legale. Il ricorso è sottoscritto da Marco Mameli, socio consumatori della Sardegna. Gli ETS sui trasporti finanziano l'Europa, questo ETS s'attassia su trasporti inquinanti, chi però allora 74 miliardi di euro incassati dalla tassa che pesa sulle imprese sarde, 14 vanno all'esecutivo UE, cioè quindi praticamente serviti può paccare la spesa amministrativa europea. Merci ed energia, costi alle stelle, la relazione del leader norese Pierpaolo Milia, cioè praticamente che crescete tutto. Allora, voto ai fuorisede, ok del centrodestra, badate che il fuorisede
e che uno poteva votare fino a un mese a Zapata. Colpa sorpresa sulla legge elettorale, a dispetto dei pronostici, il centrodestra trova l'accordo sul voto dei fuorisede. E così arriva l'emendamento siglato da tutta la maggioranza che consentirà a molti elettori. C'è chi si spinge a quotare qualche milione di votare dove sono domiciliati per motivi di studio, lavoro, salute. La maggioranza mantiene l'impegno, festeggia il relatore della riforma Angelo Rossi e l'opposizione apre con cautela, in attesa di vedere il testo. Allora, piano iraniano per uccidere Trump, alert israeliano, se lo fanno per loro bombe mai, se lo fanno per loro bombe mai viste. Però Trump, pensate a chi non conosce la legge americana, cioè se uno presidente moriti non può lasciare in eredità cosa de hackere, ordine già dato, no, assolutamente no, cioè il presidente Clinton ha pieni poteri di decidere, ma viene da suo vicepresidente qualora suo presidente sia inabilitato, cioè il vicepresidente degli Stati Uniti che hanno entrato in carica a che tutto su chi pensatisse non su chi pensata o pensato alla stato scritto sul presidente Kibi prima. L'Iran ha un piano per assassinare Donald Trump, Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti e condiviso informazioni di intelligence con gli 007 americani sul nuovo complotto. E se tra i servizi USA serpeggia un certo scetticismo, il presidente americano sembra crederci. Se dovesse accadere, ho lasciato istruzioni bombardarli con una potenza mai vista. Non lo poteva fare. Moitaba alle esequie del padre, il nuovo leader mascherato al funerale di Khamenei, ma va. Che non crede questo manco nella fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei, spunta una figura dal volto oscurato e un berretto nero, un dettaglio che non è passato inosservato e che ha scatenato un putiferio sui social media con gli utenti che hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale Paco Bennesù, ammesso che sia bio. Trump, se l'Iran mi uccide, sarà distrutto. Ho dato istruzioni che non servono a nulla. Una petizione per l'abitissologo, questo l'abbiamo visto già ieri, scusate, ma è stato un articolo che è avvassato appunto da solde eresi. E tancamos os itenovas de hoy, chissà sigla di tancatura, di Vizi TV, eccolo qua. A mezzo fedele di abbonato dai Vizi TV, adioso e mezzo la casa.